Erogazione buoni spesa, aperto infopoint turistico, al via campagna di sensibilizzazione Agrigento pulita. Conferenza stampa di Papa Francesco sul volo di ritorno verso l'Italia, riflettori puntati sull'immigrazione. Colpo alla piazza di spaccio di Bagheria, maxi sequestro di hashish a Pantelleria, denunciato 42enne di Racalmuto che avrebbe picchiato e abusato della moglie. L'Ordine degli Architetti organizza un corso di formazione ai maestri del lavoro compiono 10 anni, inaugurato Museo dei Pupi e Filippini. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Erogazione dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Conferenza stampa stamani dell'assessore al ramo del Comune di Agrigento Marco Vullo. Arturo Cantella. Allora, nuove misure economiche per chi ne ha più bisogno, per le famiglie bisognose di Agrigento, ci sono delle novità. Quali, Assessore? Stamani, continuando con la linea che ci siamo prefissati ad inizio mandato, continuiamo ad essere vicini a quelle che sono le famiglie bisognose e comunque a quello che oggi continuiamo a vivere, che è il problema e la difficoltà della pandemia, che ha messo in serie difficoltà, scusate il gioco di parole, tutte quelle famiglie che comunque vivono la difficoltà. Stamattina, dopo aver presentato le istanze, i cittadini agrigentini che ne avranno diritto riceveranno un SMS sul proprio cellulare con l'accredito delle somme spettanti, quindi sarà un Natale un po' meno difficoltoso per queste famiglie che riceveranno oggi l'opportunità di andare poi ad acquistare nelle attività commerciali convenzionate i beni di prima necessità. Ma non ci fermiamo a questo, perché sostanzialmente questa settimana gli uffici comunali dei servizi sociali produrranno un ulteriore avviso. Si tratta di un aiuto sotto forma di rimborso spesa, quindi degli accrediti direttamente sui conti correnti di chi ne avrà diritto, per quanto riguarda un aiuto per i canoni di locazione e per le utenze domestiche. È un'importante misura del valore complessivo di 660.000 euro che riusciamo a sbloccare dopo numerose peripezie a causa di difficoltà legate al bilancio comunale. Le domande verranno presentate presso gli uffici comunali del Comune di Agrigento entro l'anno. Comunque cercheremo di formare una graduatoria, ma non ci fermiamo a questo, perché oltre all'avviso relativo alle utenze domestiche e alle locazioni, provvederemo a fare un ulteriore avviso per quanto riguarda i buoni spesa. Stiamo parlando del DPCM, quindi a livello nazionale, dove metteremo dei parametri un po' meno restrittivi rispetto a quelle del bando regionale, e quindi daremo un'ulteriore opportunità ai cittadini agrigentini che vivono nella difficoltà di poter approdare a questa misura. Ringrazio fortemente gli uffici dei servizi sociali e i dipendenti del Comune di Agrigento dei servizi sociali per il grande lavoro che in questi mesi hanno svolto, con difficoltà a volte, ma senza ombra di dubbio con grande spirito di sacrificio, e sono contento che raggiungiamo questi obiettivi, perché sono e vanno verso la direzione giusta dell'aiuto alle persone in difficoltà e alle famiglie che vivono nel bisogno. Il contributo di oggi, che verrà erogato attraverso procedura telematica direttamente sui cellulari delle persone aventi diritto, sono ben 426 famiglie su un numero complessivo di domande presentate di più di 600, alcune delle quali sono state scartate perché non avevano il diritto. Sono tutti i quartieri della città? Sono per tutti i quartieri della città, cioè per i cittadini agrigentini in genere. Scatteranno anche dei controlli a campione alla Guardia di Finanza, come diceva il dirigente? Allora, sostanzialmente l'erogazione avverrà secondo delle fasce rispetto ai nuclei familiari, quindi le somme vanno dai 300 ai 700 euro. A questo noi abbiamo, così come previsto nell'avviso regionale, adottato un sistema di controllo a campione del 20% delle istanze presentate, che provvederemo immediatamente ad inviare agli organi di controllo e quindi alla Guardia di Finanza per le opportune verifiche, perché a questo ci tengo a dirlo, si tratta di domande che vengono fatte sotto forma di autocertificazione, ma è ovvio che occorre fare dei controlli e bisogna verificare chi ne ha diritto o chi non ne ha diritto. Agrigento inaugura l'infopoint turistico al Palazzo dei Filippini. Arturo Cantella. Assessore, parliamo di questo infopoint che si sta inaugurando oggi qui in via Atenea, vicino al Comune? Sì, grazie alla collaborazione del Comune di Agrigento con la Proloco, che ci ha fornito il personale per poter
aprire questa struttura, che è uno strumento che serve naturalmente a chi ci viene a trovare per conoscere, per avere le prime informazioni e per conoscere appunto la città di Agrigento. Oggi lo apriamo ufficialmente qui a piano terra del Palazzo dei Filippini, oltretutto in un luogo che ospita già la bellissima mostra di Guarneri con i suoi pupi siciliani, con i suoi quadri, e quindi diciamo un luogo che deve essere, che vuole essere punto di riferimento anche per le attività turistico-ricettive, per avere delle informazioni per quanto riguarda naturalmente non soltanto la città ma anche gli eventi, gli orari degli autobus, tutto quello che serve per dare delle informazioni, le prime informazioni ai nostri turisti. Lo abbiamo voluto fortemente appunto insieme alla Proloco qui al Palazzo dei Filippini, perché questa è una sorta diciamo di porta d'ingresso del centro storico della città, naturalmente una città che turistica come Agrigento, che non aveva un infopoint, dove purtroppo quello all'ingresso di Via Atenea al momento, vista la pandemia, viene utilizzato come centro vaccinale. Allora partiamo da qui, ripartiamo da qui, naturalmente è un primo passo, perché naturalmente l'obiettivo è quello di aprirne ancora tanti altri all'interno della città, e naturalmente in collaborazione con tutte le associazioni, in questo caso con la Proloco, con tutte le associazioni che vivono di turismo e che danno una grossissima mano alla città per quello che è il sistema turistico locale. Parliamo di questo evento, voi avete messo a disposizione oggi questa struttura, ma fattivamente come siete organizzati per i turisti che vengono a chiedere informazioni? La Proloco di Agrigento finalmente è stata accolta dal comune di Agrigento, che ci ha messo a disposizione questi bellissimi locali proprio nel centro storico dove vogliamo operare, e grazie a un bando che abbiamo fatto col Ministero per il servizio civile abbiamo avuto a disposizione per ora 2, negli anni a venire più unità per gestire proprio un ufficio informazioni che dia tutte le informazioni necessarie al turista che arriva ad Agrigento per dove soggiornare, cosa fare, come arrivare nei luoghi storici, cosa vedere e anche cosa fare la sera, che spettacoli ci possono essere in giro, quali altre attrazioni ci sono nei territori limitrofi della provincia. Papa Francesco ritorna a Roma e sull'aereo che lo riporta da Cipro all'Italia parla con i giornalisti del rapporto con gli ortodossi, del dramma riguardante i migranti e degli abusi operati dalla Chiesa in Francia. Il servizio di Lello Casesa. Papa Francesco è rientrato in Italia dopo il viaggio pastorale in Grecia e Cipro. Sono diversi temi che il Santo Padre ha toccato durante la consueta conferenza stampa aerea sul volo di ritorno. Ha parlato del documento emanato dall'Unione Europea sul Natale ed ha sottolineato che si tratta di un anacronismo. Tante dittature nella storia hanno cercato di farlo, pensiamo a Napoleone, alla dittatura nazista, comunista. È una moda di una laicità anacquata, ma non ha funzionato nella storia. L'Unione Europea deve prendere in mano gli ideali dei grandi padri fondatori, che erano ideali di unità, e l'Europa deve stare attenta a non fare delle colonizzazioni ideologiche. Questo potrebbe arrivare a dividere paesi, a far fallire l'Unione Europea, che deve rispettare ogni paese e non uniformare. Ogni paese, ha detto Papa Francesco, ha la propria peculiarità, ogni paese è aperto agli altri, per questo motivo quello del Natale è un anacronismo. Ha poi risposto ad un'altra domanda sulla migrazione che non riguarda solamente il Mediterraneo, ma anche i paesi dell'est, come la Polonia, Russia e i fili spinati. Ora è di moda fare muri o fili spinati per impedire l'accesso, ha detto ai cronisti il Santo Padre. La prima cosa che io direi a questi è: pensa al tempo in cui tu eri migrante e non ti lasciavano entrare. Eri tu che volevi scappare dalla tua terra e adesso sei tu a volere costruire dei muri. Chi costruisce muri perde il senso della storia. Coloro che costruiscono dei muri hanno questa esperienza, almeno una gran parte, quella di essere stati schiavi. I migranti vanno invece accolti, accompagnati, promossi e integrati. Se un governo non può accogliere oltre un certo numero, deve entrare in dialogo con altri paesi. Per questo è importante l'Unione Europea, perché può fare l'armonia fra tutti i governi per la distribuzione dei migranti. Pensiamo a Cipro, alla Grecia o anche a Lampedusa e quindi alla Sicilia. Ad Atene sono stato in un collegio e ho detto al traduttore: ma qui c'è una Macedonia di culture. Ho usato un'espressione domestica, lui mi ha risposto:
Questo è il futuro della Grecia, Santo Padre, crescere nell'integrazione. Su quelle persone che impediscono le migrazioni o che chiudono le frontiere, ora è di moda fare i muri, fare fili spinati, anche il filo con le concertinas. Gli spagnoli sanno cosa significa quello. È usuale fare queste cose per impedire l'accesso, no? La prima cosa che io direi, se io avrei un governante davanti, ma pensa al tempo che tu fosti migranti e non ti lasciavano entrare, che tu volevi scappare dalla tua terra e adesso sei tu a costruire dei muri. Questo fa bene perché chi costruisce dei muri perde il senso della storia, della propria storia, di quando era schiavo di un altro paese. Non tutti hanno questa esperienza, ma almeno una gran parte di coloro che costruiscono dei muri hanno questa esperienza di essere stati schiavi. Lei potrà dirmi, ma i governi hanno il dovere di governare e se si viene un'ondata così di migranti non si può governare. Io dirò questo, ogni governo deve dire chiaramente io posso ricevere tanti, perché i governanti sanno quanto sono capaci di ricevere, è il loro diritto, questo è vero, ma i migranti vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati. Se un governo non può fare questo, deve entrare in dialogo con gli altri e che si prendano cura gli altri, ognuno. E questo è importante l'Unione Europea, perché questa è l'Unione Europea è capace di fare l'armonia fra tutti i governi per la distribuzione dei migranti. Però pensa tu a Cipro, pensa alla Grecia, pensa a Lampedusa, pensa alla Sicilia. Ti vengono i migranti e non c'è un'armonia fra tutti gli migranti, fra tutti i paesi dell'Unione Europea per mandare questi qui, questi là, questi là. Manca questa armonia generale. E poi l'ultima parola che ho detto è integrati, no? Vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati. Integrati perché? Perché se tu non integri il migrante, questo migrante avrà una cittadinanza di ghetto. Rendere la città più pulita partendo dai giovani è questo l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione Agrigento Pulita lanciata dall'amministrazione comunale di Agrigento in collaborazione con le scuole e le associazioni ambientaliste. Vediamo. Oggi inizia il progetto Agrigento Pulita, siamo qui alla scuola Garibaldi assieme alla dirigente, assieme anche al dottore Lombardo di Mare Amico. Saranno 79 classi interessate per 1509 alunni. Si inizia da Agrigento Centro per poi andare nelle altre classi. Do la parola alla dottoressa Greco, la dirigente. Con grande entusiasmo abbiamo accolto la campagna promossa dall'amministrazione comunale Agrigento Pulita per sensibilizzare i giovani al rispetto dell'ambiente, alla tutela del patrimonio della propria città. Oggi tutte le classi della scuola secondaria di primo grado sono interessate, alcune seguiranno in streaming e poi andremo anche in presenza a raccogliere un po' le loro impressioni e anche le loro domande. Agrigento Pulita ha un'importante finalità. Questi ragazzi che sono i cittadini del domani saranno in grado di richiamare noi adulti ad una maggiore responsabilità e attenzione verso il decoro urbano della nostra bella città di Agrigento. Buongiorno a tutti, finalmente si parte. È la prima volta che tutte le associazioni ambientaliste presenti in città, grazie all'amministrazione comunale di Agrigento, al dottore Micichè, si riuniscono insieme per un progetto comune. Andremo in tutte le classi di tutte le scuole medie di Agrigento per portare un messaggio agli studenti che a loro volta dovranno portarlo ai loro genitori e agli amici, quelle di migliorare il decoro di Agrigento, non abbandonare i rifiuti e fare la raccolta differenziata.
inizieremo con dei video e poi faremo delle domande a tutti gli studenti per capire loro cosa hanno capito e cosa vorranno fare. Oggi iniziamo presso Garibaldi e la settimana prossima saremo nell'altra scuola di Agrigento Centro, ovvero il Pirandello, e poi in tutte le altre scuole insieme con le altre associazioni ambientaliste. Colpo alla piazza di spaccio di Bagheria, 4 arresti e 25 indagati, sequestrati circa 110 grammi di cocaina e 170 grammi di eroina. I dettagli nel servizio. C'è tanta cronaca a gravitare nel comune di Bagheria, ove stamani i finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a 2 distinti decreti di sequestro per un valore complessivo pari a circa 700.000 euro, emessi dal GIP del Tribunale di Termini Imerese su richiesta della Procura nei confronti di 3 persone accusate di caporalato ed estorsione. L'indagine dei finanzieri ruota attorno ad una onlus di Bagheria che opera nel settore dei servizi socioassistenziali e di trasporto di persone con disabilità e dializzati. I 3 indagati, anche se inquadrati come soci, avrebbero svolto il ruolo di datori di lavoro, imponendo le loro decisioni agli altri volontari ai quali non garantivano il pagamento delle ferie, della 13ª, delle indennità per malattia e costringendo spesso gli stessi, dietro continue minacce, a restituire parte dello stipendio versato, obbligandoli a prelevare il giorno stesso in cui veniva effettuato l'accredito. Il GIP ha disposto nei confronti dei 3 il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie del valore del profitto illecito dei reati contestati per un valore complessivo di oltre 690.000 euro. 2 cugini coinvolti nell'inchiesta avrebbero intestato il loro patrimonio a familiari per schermare beni che sono conti correnti, polizze e fondi di investimento e 3 unità immobiliari nei comuni di Bagheria e Santa Flavia. L'operazione eseguita dalle Fiamme Gialle stretto coordinamento con la Procura di Termini Imerese si inserisce nel quadro delle linee strategiche dell'azione del corpo, volta a rafforzare l'attività di contrasto all'illegalità economico-finanziaria e a garantire il perseguimento degli obiettivi di aggressione dei patrimoni illeciti al fine di assicurare l'effettivo recupero delle somme indebitamente accumulate e a tutelare le imprese che operano nel rispetto delle leggi. Maxi sequestro di hashish a Pantelleria, trovati 1.300 panetti in alcune valigie, avrebbero fruttato oltre 1 milione di euro. Vediamo. 138 kg di hashish suddivisi in oltre 1.300 panetti pronti per essere smerciati al di fuori dell'isola. Questo è il bottino sequestrato dai carabinieri di Pantelleria a 3 cittadini panteschi. L'indagine nasce da vari appostamenti presso una casa semi-abbandonata frequentata senza apparenti motivi dai 3 soggetti. Dopo vari pedinamenti, i carabinieri hanno deciso di fare irruzione cogliendo di sorpresa un 40enne ed una coppia di 30enni, tra cui una ragazza originaria di Lodi ma ormai stabilitasi sull'isola. Presi alla sprovvista, i giovani hanno consegnato subito 9 panetti di hashish del peso di 1 chilogrammo circa, tutti identificati con un logo diverso. Successivamente i carabinieri hanno deciso di perquisire anche l'abitazione della coppia, poco distante dalla casa semi-abbandonata, trovando già imballati all'interno di trolley da viaggio, posizionati in un ripostiglio, una quantità incredibile di hashish, oltre 1.300 panetti perfettamente confezionati. Il valore che avrebbe fruttato la vendita dello stupefacente è superiore al 1 milione di euro. I 3, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Marsala, sono stati condotti in carcere con l'accusa di detenzione di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e dopo la convalida sono stati disposti per tutti e 3 gli arresti domiciliari. Nel frattempo continuano le indagini, poiché un così grosso quantitativo di hashish per una piccola isola come Pantelleria lascia spazio a numerose ipotesi. I carabinieri della stazione di Racalmuto, coadiuvati dai colleghi della campagna di Canicattì, hanno fermato e denunciato per maltrattamenti in famiglia, minacce e violenza sessuale un 42enne disoccupato del posto. L'indagato, al culmine dell'ennesima lite familiare, aveva prima picchiato e poi costretto ad un rapporto sessuale la moglie, una 39enne. La donna è stata portata in una casa protetta.
E a Ribera 2 denunciati per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Arturo Cantella. I carabinieri della tenenza di Ribera hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sciacca 2 soggetti, uno di 23 anni, residente del posto, disoccupato, e un cittadino di origini tunisine di 37 anni, senza fissa dimora, con precedenti di polizia. I 2 sono stati accusati in concorso tra loro del reato di resistenza, violenza e lesione a pubblico ufficiale. In particolare, nella giornata di ieri, nel corso di un predisposto servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari dell'Arma hanno notato il cittadino tunisino che, dopo essere disceso da un pullman proveniente da Palermo e con un atteggiamento alquanto circospetto, si dirigeva presso l'autovettura in sosta, un Alfa Romeo Mito, dove a bordo vi era un 23enne ad attenderlo. I carabinieri hanno deciso di intervenire prontamente per procedere al controllo dei 2 soggetti, ma improvvisamente il tunisino si è introdotto all'interno del veicolo e, chiudendo lo sportello dell'auto, ha colpito la mano del carabiniere che tentava di bloccarlo. I 2 sono stati dati poi alla fuga a bordo del veicolo. Fortunatamente il carabiniere ha riportato solo lievi lesioni, giudicate guaribili in 2 giorni. I 2 soggetti nella serata sono stati rintracciati e denunciati a piede libero. Un'impresa nautica sconosciuta al fisco e una frode fiscale per oltre 1,5 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza del Comando di Messina. A Patti l'imprenditore è stato arrestato. I dettagli nel servizio. Un'ordinanza di applicazione di misura cautelare reale è stata eseguita dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Messina nei confronti della titolare di un'azienda operante nel settore delle costruzioni di imbarcazioni sportive da diporto, che secondo l'accusa sarebbe risultato evasore totale. Nei suoi confronti è stato disposto il sequestro di denaro e beni per un valore complessivo di oltre 520.000 euro. Il provvedimento cautelare, basato su imputazioni provvisorie e che dovranno comunque trovare conferma in dibattimento, oltre che nei successivi gradi di giudizio, è stato emesso dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta della Procura della Repubblica della stessa città in relazione al grave e convergente quadro accusatorio elaborato dalle Fiamme Gialle. Si tratta di un articolato sistema di frode fiscale che ha consentito alla persona indagata di evadere il fisco in maniera sistematica e reiterata, con notevole pregiudizio per le casse dello Stato. L'attività info-investigativa delle Fiamme Gialle della Tenenza di Patti è scaturita dall'incrocio delle informazioni delle banche dati con l'analisi economica del territorio, finalizzata al contrasto del cosiddetto sommerso d'azienda per reprimere i fenomeni di evasione e elusione fiscale. La successiva attività ispettiva, avviata sulla scorta di considerevoli profili di criticità fiscale, consentiva ai finanzieri di ricostruire in capo all'impresa i ricavi effettivamente conseguiti nell'annualità in cui aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria. Nonostante l'indagata non avesse adempiuto all'obbligo di documentazione e contabilizzazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizio rese, gli investigatori, grazie all'uso delle banche dati in uso al corpo, sono riusciti comunque a ricostruire il volume dei ricavi conseguiti dall'azienda. La titolare è stata altresì denunciata alla Procura della Repubblica di Patti per i reati tributari di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, occultamento delle scritture contabili. Sulla scorta del grave e convergente quadro accusatorio documentato dai finanzieri, salvo diverse valutazioni giudiziarie nei successivi gradi di giudizio e fermo restando il generale principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, il giudice delle indagini preliminari di Patti ha disposto il sequestro di denaro o beni in capo all'indagata sino alla concorrenza del valore di oltre $500.000 euro. L'Ordine degli Architetti di Agrigento, presieduto da Rino Lamendela e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo, diretta da Pietro Fiaccabrino, hanno organizzato un corso di formazione per gli architetti agrigentini. Vediamo. Sappiamo bene che la figura professionale dell'architetto è di fondamentale importanza nei processi di trasformazione del territorio, così come sappiamo bene che molto spesso la formazione universitaria non riesce a consegnare al mondo del lavoro architetti già pronti per affrontare le tematiche quotidiane della professione, come presentare un progetto, accedere a un particolare incentivo come ad esempio il super bonus, redigere un collaudo o una particolare consulenza e così via di seguito. Per questo motivo, unitamente alla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, abbiamo voluto organizzare questo interessante corso di aggiornamento professionale
che un po' tratta per grandi linee i temi più importanti della nostra professione, con l'obiettivo di offrire soprattutto ai giovani architetti gli elementi fondamentali per poter superare le inevitabili criticità che vengono fuori nella fase di avvio della professione. Il corso si articolerà in 30 ore, si terrà presso la sede dell'Ordine e avrà inizio venerdì prossimo 10 dicembre alle ore 15:30 con la prima lezione sui titoli edilizi e sulla presentazione dei progetti agli sportelli unici per l'edilizia. Nell'occasione relazioneranno l'architetto Gaetano Greco, responsabile della sezione edilizia privata dell'Ufficio Tecnico Comunale di Agrigento, e l'architetto Raimondo Zambuto, consigliere dell'Ordine, delegato proprio in materia di edilizia. Colgo l'occasione per ricordare che i partecipanti che avranno seguito almeno l'80% delle lezioni conseguiranno ben 20 crediti formativi professionali. Sulla scia di una tradizione ormai consolidata da tanti anni, la Fondazione Architetti del Mediterraneo Agrigento e l'Ordine degli Architetti di Agrigento stanno promuovendo un corso destinato ai giovani architetti con un'iscrizione non superiore a 5 anni, al fine di approfondire alcune tematiche strettamente connesse all'esercizio della professione. Temi legati ai beni culturali, al superbonus, alle normative sismiche, ai rapporti con gli enti, alla previdenza, a tutta una serie di problematiche che generalmente durante gli studi universitari, i corsi universitari, vengono affrontate solo marginalmente o non totalmente affrontate, per cui è un sostegno che l'Ordine degli Architetti e la Fondazione hanno cercato di garantire ai giovani architetti, anche se a seconda delle tematiche affrontate di volta in volta, perché il corso è articolato in 10 lezioni, ogni lezione ospiterà i contributi di 2 colleghi, di 2 specialisti che affronteranno temi diversi. Dicevo, a seconda delle tematiche è possibile che anche architetti con anni di iscrizione maggiori a 5 possano partecipare inviando una mail all'Ordine degli Architetti di Agrigento. I maestri del lavoro di Agrigento compiono 10 anni. C'è il servizio. Al via ieri i festeggiamenti del decennale del Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Agrigento. Un ricco programma ha caratterizzato l'evento, che ha visto prima la presentazione del libro I nostri primi 10 anni, la premiazione dei 19 studenti dell'Istituto Alberghiero Gallo di Agrigento maggiormente meritevoli, la premiazione degli alunni nominati dal Presidente della Repubblica Alfieri del Lavoro, diversi gli interventi dei componenti dell'associazione, i riconoscimenti consegnati. A dare il saluto ai presenti il console provinciale Giuseppe Migliore. Diciamo che oggi stiamo trasmettendo al territorio l'immagine, le attività, chi sono i maestri del lavoro e i valori, e quali valori trasmettere soprattutto ai giovani in accompagnamento e nel mondo dello studio e nel mondo di orientamento al lavoro e nelle scelte universitarie. Noi siamo un'associazione di volontariato che si schiera a fianco delle istituzioni, quindi legalità, rispetto e no al bullismo, vicinanza ai deboli, e questo ci trova sempre pronti sul campo ad aiutare tutti, a partire dai giovani e a finire ai nuovi poveri che purtroppo anche il Covid sta generando, e dare sostegno anche a queste persone. Oggi la presenza in occasione di questo nostro decennale abbiamo preparato una pubblicazione, per lo più fatto di immagini e di foto che rappresentano e sintetizzano quali sono le nostre attività principali. Le foto parlano, così come un libro. Il libro ha 2 anime, uno per chi la scrive e uno per chi la legge. Altrettanto le foto trasmettono un'emozione di chi ha scattato quella foto, ma anche di chi poi va a guardare questa foto. Ci presentiamo ancora una volta a tutto il territorio, a partire dagli imprenditori, dal mondo scolastico, sociale,
agli enti pubblici a partire dalle amministrazioni comunali che ci troveranno sempre a fianco, anche in un comportamento di contributo vero, umano, nell'ambito della solidarietà e nel rispetto anche ambientale. Devo essere molto sincero, oggi festeggiamo 10 anni della nostra Costituzione, del nostro consolato. In realtà gli ultimi 2 anni la pandemia non ci ha dato l'opportunità di svolgere bene qualunque tipo di attività, ma nel contempo siamo riusciti con delle videoconferenze ad avere un rapporto con gli istituti scolastici alberghiero e continueremo a farlo, augurandoci soprattutto di cercare di invitare i giovani a seguire il massimo per poter trovare un domani veramente una loro soddisfazione di lavoro che possa dare delle grosse opportunità. Questo è quello che è il nostro compito e uno dei nostri compiti è proprio quello di cercare di formare i ragazzi con le nostre esperienze lavorative. Tutti noi abbiamo avuto un percorso lavorativo e vorremmo far presente a questi ragazzi che cosa bisogna fare per dare il massimo della loro soddisfazione. Quello che per me oggi è molto importante, ho costituito unitamente ad un gruppo di maestri del lavoro questo consolato 10 anni or sono. Io ho ricevuto l'onorificenza nel 1996, sono 25 anni e sono felice oggi di festeggiare questo compleanno, 10 anni di attività. Abbiamo fatto molto, uno dei grossi impegni che abbiamo avuto è stato il convegno nazionale dei maestri del lavoro che si è tenuto ad Agrigento alla presenza di 700 persone venute anche dall'estero ed è stato un convegno che tutt'oggi viene riconosciuto in tutta Italia tra i migliori convegni dei maestri del lavoro. Sì, stasera è stata una grande emozione poter consegnare personalmente il premio a Salvatore Mongiovì, per quanto i riconoscimenti questa sera siano stati ben 2, ne è stato dato anche un altro a Federica Farrugia, entrambi studenti del liceo che si sono diplomati già da qualche anno e che erano già stati insigniti del titolo di alfieri del lavoro, che si sono distinti al liceo come studenti esemplari, impegnati e soprattutto capaci di cogliere tutte le opportunità che la scuola ha loro offerto, ricevendo, mentre al momento poi del diploma, anche il prestigioso premio Finazzi Agro. Quindi questa sera vedere questa prosecuzione del loro percorso e anche la luce negli occhi di questi giovani che, nonostante le difficoltà del tempo attuale, continuano a portare alta la bandiera dei valori con cui sono cresciuti, è qualcosa che ci riempie veramente di gioia. Quello di fare in modo che i ragazzi vengano seguiti dai maestri del lavoro. In questo senso addirittura abbiamo noi una struttura che formerà i maestri che a loro volta formeranno quelli che andranno nelle scuole per poi fare l'attività scuola-lavoro. L'attività scuola-lavoro che in effetti parte dal 2012 in Sicilia e abbiamo grosso modo intervistato finora, abbiamo avuto quasi 7.000 studenti. Purtroppo quest'anno, l'anno scorso, a causa della pandemia, abbiamo avuto pochissimi, praticamente un solo istituto e oltre circa 200 studenti. Mediamente ogni anno sono stati circa 600 invece. Oggi il Collegio dei Filippini ha l'onore di ospitare i maestri del lavoro della provincia di Agrigento nel loro anniversario, nel loro decennale praticamente dalla Costituzione, e abbiamo ritenuto opportuno dare in concessione il bellissimo locale del Collegio dei Filippini, perché appunto i maestri del lavoro devono essere esempio per i tanti giovani. Infatti oggi sono stati premiati tra l'altro alcuni giovani dell'Istituto Niccolò Gallo che hanno mostrato un'eccellente professionalità e qualità nello studio, e quindi questi maestri devono essere d'esempio di vita a questi tanti giovani per migliorare sempre più la nostra società. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Inaugurata al Collegio dei Filippini l'esposizione Mostra dei pupi siciliani di Carmelo Guarneri. Il nostro direttore Arturo Cantella. Carmelo Guarneri, pittore agrigentino, in questo luogo dove espone anche una
grande e ricca collezione di opere dei pupi. Dei pupi siciliani, sì. Ora tutto quello che voi vedete nei muri, che sia i pupi, quadri, sculture, qualche poesia, è tutta opera mia. Sono fatti tutti con le mie proprie mani, dall'A alla Z, da qua fino a lì, i pupi, lavorare il metallo, tutto quello che c'è da fare. Questa è la mia passione, il mio amore per l'arte. Oltre a fare i pupi mi piace dipingere il centro storico, infatti lì dentro c'è una vasta collezione del centro storico, oltre a esserci delle grandi tele inerenti alle lotte cavalleresche, e speriamo che già 12 anni che sono qui, speriamo che qualche cosa si risolve, fare qualche teatro, qualche cosa, anche per far conoscere le nostre vecchie tradizioni. Queste maschere sono in vendita? No, io non li vendo, però se qualcuno ha il piacere, che gli interessa qualche pupo, io lo posso fare, magari per ricavare qualche cosa, per comprare il materiale. Io ne ho venduti qualcuno, ho avuto l'onore di venderne 2 a Sergio Camariere, il cantante. Una volta è venuto qui tramite il signor Guardì, gli è piaciuto Orlando e Rinaldo, a qualunque costo lo voleva e io l'ho dovuto vendere e poi ho dovuto costruirne altri 2. Ma qual è la ricerca storica che lei fa nel costruire questi pupi? La ricerca storica è, direttore, che io mi ricordo iniziai quando ero piccolino, quando qui ad Agrigento si passava del tempo, andavamo all'Opera dei Pupi quando non c'era la diffusione di cinema, televisione, andavamo lì e vedevamo le lotte cavalleresche e poi di lì cominciai piano piano, poi prima che me ne andavo in pensione ho detto a mia moglie: ora dobbiamo fare i pupi, i nostri pupi siciliani non devono essere secondi a nessuno, e questi sono pupi scuola palermitana. Però una cosa voglio dire, direttore, quello che lei vede tutto qui né me lo hanno insegnato, né li ho visti fare, ho iniziato io dall'A alla Z per arrivare a fare i pupi, questa è scuola palermitana, che non devono essere i nostri pupi secondi a nessuno. Ecco, ad esempio ci vuole descrivere una figura, uno di questi, non so, ecco ad esempio. Questo è Viviano qua dice: suo padre uovo di Agismonte, ogni pupo, questo è Bradamante, questa è Angelica, vai. Questa è Bradamante, quella di lì, la famosa Angelica. Se lei vede l'abito, direttore, l'abito che c'è, se vedi come è fatto, e il bello qual è, direttore, che qualunque pezzo è qua, di qua fino ai piedi è fatto mio, solo gli abiti non faccio io, che non sono un buon cucino, me li fa mia nuora. Questo invece è Rinaldo, vedi che lavoro che c'è, caro direttore. Bene, allora le facciamo i migliori auguri e buon lavoro, buona continuazione del lavoro di questo suo angolo qui, il Palazzo dei Filippini. Sì. Grazie direttore. Qui ci sono, io ringrazio di cuore perché non è la prima volta che facciamo questo edificio. Ci sono lì dei brochure, si chiama brochure in 4 lingue, che quando qui sono venuti personaggi importanti, una volta è venuta pure una ministra tedesca qui a vedere il Museo dei Pupi, una dottoressa romana quando è venuto qui, che era in ferie qui, ha visto i pupi, è rimasta sbalordita, non solo mi ha messo in un libro importante e me lo ha mandato, alla quale in quel libro c'è pure Camilleri e altri personaggi, poi mi ha fatto la traduzione in 4 lingue, inglese, francese, perché qui l'unico ad Agrigento e provincia, caro direttore, sono io che so fare queste cose.
Un'opera d'arte natalizia che dà il benvenuto a tutti i passeggeri che sbarcano a Palermo. Nella sala arrivi dell'aeroporto Falcone Borsellino si può ammirare il presepe del maestro monrealese Nicolò Giuliano. Il presepe è visitabile dal 10 fino al 10 gennaio negli orari di apertura dell'aeroporto dalle 5 alle 23 e non è necessario acquistare alcun ticket. Vediamo. È bello ritrovarsi per quest'anno nuovamente al cospetto della grande opera d'arte del maestro Giuliano, qui in aeroporto, ammirare delle opere importantissime, opere che ricordano il territorio di Monreale e che servono a far girare la nostra città nei circuiti più importanti del turismo mondiale. Quindi siamo orgogliosi di quanto realizzato dal maestro e confidiamo che ancora una volta i nostri valori, la nostra città, i nostri colori possano rievocare negli occhi degli astanti quanta bellezza nutre e continuerà a nutrire la nostra città. Bella, buongiorno, ciao. Questa chiama San Giuseppe San Giuseppe qual è? Troppo ricco, non aveva La regione siciliana chiede lo stato di emergenza nazionale per l'isola di Vulcano. Destano ancora preoccupazione i livelli dei gas vulcanici. Vediamo. Il governo regionale ha deliberato la richiesta di stato di emergenza di rilievo nazionale per l'isola di Vulcano, nell'arcipelago delle Eolie, per un periodo di 6 mesi. La decisione è stata presa in seguito all'evoluzione dei fenomeni vulcanici che stanno interessando l'isola. La regione aveva già dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale lo scorso 19 novembre. La richiesta di innalzare il livello di emergenza, affidando la direzione e il coordinamento delle attività alla Protezione Civile Nazionale, si è resa necessaria per attivare ogni ulteriore iniziativa utile a garantire la risposta operativa sul territorio. L'evolversi non prevedibile dei fenomeni vulcanici in corso, in particolare l'attività di degassazione, impone infatti notevoli impegni di risorse umane, strumentali ed economiche, che possono essere sostenuti solo a livello nazionale. Nell'isola eoliana vige attualmente il livello di allerta giallo e ai residenti sono vietati il pernottamento e la permanenza nelle zone dell'area portuale e in quelle adiacenti, così come disposto dall'ordinanza del sindaco di Lipari Marco Giorgianni. Previsto anche il divieto di accesso all'isola ai non residenti e raccomandato l'utilizzo di misure di autoprotezione a causa dei livelli di gas presenti. Dal 24 novembre intanto è al lavoro il gruppo tecnico per il monitoraggio dei gas vulcanici, composto da Protezione Civile Nazionale e Regionale, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Vigili del Fuoco, ARPA Sicilia, ASP di Messina, Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale alla Salute, ISPRA, INAIL e Istituto Superiore di Sanità. La Regione ha chiesto provvedimenti più stringenti a tutela della popolazione. È stata realizzata anche una stima dei costi necessari all'implementazione delle misure di sicurezza, comprensiva delle spese per l'autonoma sistemazione degli isolani evacuati, per una capillare rete di monitoraggio, per il potenziamento della guardia medica, per un presidio dei vigili del fuoco e per il miglioramento delle elisuperfici, delle vie di fuga e degli approdi, che ammonta a circa 5 milioni di euro. Martedì 7 dicembre siamo qui a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo. 3.000 chilometri dal nostro punto geografico ed essere qui nelle stanze del potere decisionale per le sorti nostre, ma anche degli altri Paesi membri. Che effetto fa, Presidente? Ma fa un effetto importante perché siamo venuti a conoscere di fatto e
in maniera concreta la realtà appunto del Parlamento europeo. È un'esperienza certamente che è l'appendice della Giornata Tricolore 2021, che aveva affrontato proprio il tema dell'Europa, del futuro dell'Europa, del contesto anche della nostra nazione in una realtà europea. Siamo approdati qui in terra belga all'indomani di quando Papa Francesco torna da Cipro e bacchetta l'Europa perché ha perso quasi la scommessa sul controllo dei flussi migratori. Sì, un'Europa che certamente deve essere appunto un'Unione Europea, quindi anche i nostri confini, tutti i confini vanno tutelati e ci sono tante vicende che vanno affrontate. Credo che l'Europa, forse ancora quella che in qualche maniera ci fa sentire un po' tutti più europei, e debba ancora nascere. Pochi giorni or sono hanno quasi minato la nostra cristianità con delle frivolezze su Maria, su Giovanni, sul presepe. Ecco, ma un'Europa che ha tanto da fare può badare a queste sciocchezze. Credo che noi dobbiamo essere liberi in un contesto di rispetto di tutte le religioni, tutte le sensibilità, di poter dire buon Natale, di chiamare le nostre figlie Marie e tutti insieme attraverso appunto queste articolazioni fare appunto un'Unione Europea. Questa Europa matrigna, benevola, come la possiamo definire? No, questa Europa è un'Europa che ci serve, è un'Europa che a noi ha fatto tanto del bene. Dal punto di vista, diciamo, della Sicilia e della sicilianità siamo riusciti quest'anno, in questa legislatura di governo, a spendere molto di più rispetto al passato. Dal punto di vista del turismo e della mia presenza quale commissario straordinario della Fondazione Torminarte abbiamo molto da fare qui con l'Europa, molti progetti speciali, stiamo cercando di provvedere a fare dei progetti speciali su dei cammini importanti che sono dal punto di vista turistico-culturali. Alla nostra spalla un ingresso simbolo, l'ingresso del Parlamento Europeo dove siamo noi di Bruxelles. Ecco, ci sentiamo piccoli provenendo da quella zona geografica come gli uomini dentro le cattedrali gotiche, approdando in queste stanze dove si decidono le sorti di tutti noi europei? No, noi non ci sentiamo piccoli, noi siamo grandi, siamo grandissimi, noi siamo la Magna Grecia, ma dobbiamo farci sentire. È utile venire qui almeno una volta ogni anno per prendere coscienza e contezza di ciò che vorremmo essere nel futuro? È utile per tutti i cittadini europei. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.